Quel Simon, covin dit, che si era fatto spion de ricecis e de patrie, al metteve fur ciacaris quintri di onie, come che avesse stat lui Eliodor, e sal fosse stat lui l'origine dei suoi disgracis. Aveva il fiat di clamare mi de robe pubbliche, quel che aveva fatto dome ben alla città e che aveva proteggiuto la in, che aveva fatto rispettare con puntiglio la legge. L'asse e era arrivato al ponte che un di che di Simon aveva parfin copadeint. Allora onie, viodint che le invidie diventava sempre più grande e in accorginsi che Apolloni, figlio di Menesteo, comandante de Celesirie e de Fenice, al saborava le tristerie di Simon, alle dal re, non per incolpare la sua int, ma per proviodi al ben di tutto il popolo e di ogni dun in particolare. Al capive di fatto che senza un provvedimento del re non si arrivava a tornare a mettere pace in te vite pubbliche e che Simon non le avrebbe finite per mai con i suoi matadis. Tal frattempo, però, se leu calpasse in quell'altro mondo e reamblu ciapà Antioch, che dicevano anche Epifani. Allora Giason, frate di Onie, si procura l'incarico di prim predi con la disonestà. E in tutti incontri con il re, impromette 360 talenti d'arint e altri 80 tirassot di qualche altra banda. In più, si impegnò a dare altri 150 talenti, se veniva dato il permesso di fare su un ordine un ginnasio e una palestra per i fantaciusti e di mettere su a Gerusalemme una clappe di Antiochins. Dopo che il re si è dit d'accordo al chiappare in mano il potere e senza perdere un momento si mette a cambiare la sua int secondo il sistema greco. Buttando di banda i permessi che i res urvevano dati ai giudei in grazia di Giuan, pari di che Leopolem, che era stata chiave di ambasciata da prov dei Romans, per trattare il patto di amicizia e di alleanze. Poi, buttare su le leggi de patrie, al mette in pis costumancis orrendis. Al mette tutta la passione possibile tal fa su un ginnasio, giusto e sotto de Acropoli, e al invoare le flor de gioventù a portare al petasso. Così si arriva al colmo dell'ellenizzazione e di evasione dei modis forestis per colpe de masse iniquità dal trist e fals prim predi Giason. E allora i predis non vacillavano più per servirsi all'altare e sbellavano il tempio e a trascuravano i sacrifici. Allevin di vita anche loro te palestre, al prim segnale di tra il disc a chiappa parte ai giux contraris de legge. Non tenenti nessun conto l'onore delle loro patrie, ursemeava un robonone l'onore dei grecs. Ma proprio perché urplomba intorno una grande disgrazia, si chiatare in quinti e pronti a svendicarsi, giusto che urieri in las da ur e che aveva involuto me aur indotto. Non polai mai drette quando si mettisi quinti des les di Dio, come che si varrà al spieli tal momento storico più indenante. Quando era in da ura a fattir, presenza del re, i giusti che capita in ogni 5 anni, che le robate di Giason al mandati ai giusti un troppo di Antiochia di Gerusalemme, che avevano da ursi 300 dracmis d'arint per il sacrificio di Ercole. Che li svevano in consegna, però, non semea di doprarli per il sacrificio, ma di doprarli per un altro affare. E così, c'è che gli era stato destinato per il sacrificio di Ercole, in grazia di che lo avevano in consegna, alle a finire per fare navs con 3 fili di rems. Antioch, al finire a savere di Apolloni, figlio di Menesteo, che lo aveva mandato in Egitto per intronizzazione dal re Filometor, che egli si era mettuto contro di lui e gli era preoccupato per sua sicurezza. E così è lei a Ioppe e di lì arriva a Gerusalemme. Giason e la città gli fasero un accetto splendido, lo ricevero con torcis e con evivos. Poi al marciare verso Fenice.